Filippo, Miriam, Davide, Gabriele, Massimo, Giulia, Desi, Matteo, Mattia, Daniele, Fabiola, Kimberly, Francesca. Arianna. Quando ho deciso di insegnare ai bambini e fare questo mestiere? A dire la verità ho deciso un po' per caso, nel senso che quando ho finito gli studi in conservatorio mi hanno proposto di provare a insegnare qualche ora in alcune scuole di musica, scuole elementari. Era tanto tempo fa perché avevo 21 anni e ho provato così quelle poche ore, poi pian pianino, visto che mi piaceva, le ore sono aumentate e quando ho cominciato a diventare un lavoro a tempo pieno ho deciso che sarebbe diventato come ci si prepara per il programma? Ci sono degli studi particolari? Sicuramente è necessario avere una preparazione musicale e quindi tutti gli insegnanti esperti di musica sono diplomati in conservatorio. Dopodiché non basta essere musicisti, bisogna fare tanti corsi per imparare anche come preparare i bambini, come spiegare ai bambini tutte le cose che a noi sembrano normali perché l'abbiamo fatto quando eravamo già grandi e invece magari per gli bambini piccoli sono un po' più difficili da capire e quindi ho fatto tanti corsi, tanti seminari con maestre che mi spiegavano come si racconta ai bambini, suono alto, basso, forte, piano, lento, veloce, tutto quello che insegna normalmente in una maniera giusta per spiegare ai bambini. Nelle tue lezioni dedichi molto tempo al canto e non a scrivere e a spiegare. Come mai questo? Perché secondo me con i ragazzi e i bambini della vostra età è importante fare prima un'esperienza pratica, quindi provare a cantare, provare proprio la musica con il corpo e con la voce. Dopodiché una volta che si è provato è molto veloce dire che quel suono che si è appena cantato si chiama Mi. Quindi per spiegare che quello Mi ci si mette 30 secondi e poi anche per scrivere che quello Mi ci mettiamo mezzo minuto. È più importante imparare a cantare bene, imparare cos'è il suono Mi che imparare a scriverlo che poi si fa sempre bene. Come scegli le canzoni da proporci? Beh, le scelgo innanzitutto in base alla difficoltà, in base all'età dei bambini a cui mi rivolgo. E poi in base agli argomenti, per esempio se in una scuola stanno lavorando tutti insieme sull'alimentazione o sui popoli del mondo, scelgo anche in base all'argomento di quella scuola. E poi scelgo in base al mio gusto. Se una canzone mi piace la canto più volentieri e anche i bambini di solito sono più contenti di sentirmela cantare e di sentirmela SMS. Comunque l'importante è che siano canzoni adatte alla vostra voce perché non si può far cantare ai bambini canzoni che vengono cantate da persone troppo grandi perché altrimenti diventeranno difficili. Lei insegna soltanto delle scuole primarie o altre scuole? Io insegno nelle scuole primarie, nelle scuole dell'infanzia e anche in diverse scuole di musica. E poi mi è capitato anche di insegnare per un periodo in un liceo in cui facevo una sperimentazione, quindi dai bimbi più piccoli ai bimbi più grandi. C'è differenza? Sì, c'è differenza, c'è grande differenza, perché i bimbi piccoli delle scuole dell'infanzia non scrivono e non leggono e quindi bisogna proporgli la musica come un gioco, con giochi di movimento, canzoni e così via. Con i bambini della vostra età delle scuole primarie si può anche cominciare a leggere e a scrivere le note perché siete grandi abbastanza e invece i ragazzi che vengono a scuola di musica o i ragazzi delle scuole superiori studiano anche a casa, hanno una preparazione anche tecnica, solfeggiano, fanno il vero e proprio solfeggio, quindi imparano a leggere tutte le note in diverse chiavi ed è un lavoro molto più preciso dal punto di vista musicale. Ecco l'aggiunto che è un intervento dalla nostra scuola. Beh, il valore aggiunto è una preparazione musicale più specifica di quella che possono dare le maestre che lavorano a scuola normalmente, perché pur avendo loro studiato musica a scuola
ed essendo in grado sicuramente di fare musica con voi, non hanno fatto, penso, tutto il percorso che facciamo noi insegnanti esperti. A volte non se la sentono, oppure non sono pronte, non hanno tutto il repertorio che può servire per insegnare a dei bambini anche l'intonazione, il senso ritmico e tutto quello che serve per tirare fuori tutta la musica che c'è dentro i bambini della vostra età. E quindi avere un esperto che viene a insegnare soltanto questa materia aiuta, come avete la maestra che vi insegna inglese, come avete l'esperto di educazione fisica. A Berchioli esiste da 200 anni una banda musicale con la quale collabori. Ci spiegheresti le modalità e il motivo della collaborazione? Sì, io ho conosciuto prima la banda di Berchiolo e poi sono venuta tramite loro a lavorare qui perché ho conosciuto la direttrice della banda, che è stata mia collega in altre scuole tanti anni fa, e mi ha chiesto, quando c'è stato bisogno, di venire a fare l'esperto musicale qui da voi. La collaborazione però non è soltanto qui, perché io insegno anche solfeggio nella scuola di musica e poi quando ho bisogno vado anche a suonare con loro, quindi è una collaborazione su tanti livelli, perché la banda di Berchiolo è una realtà molto bella, come avete detto voi, che dura da tanti anni, e quindi è bello che anche i bambini della vostra età capiscano che cosa preziosa avete qui in questo paese, che sembra piccolino, invece ha una realtà così bella al suo interno. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Beh, sicuramente spero di continuare a insegnare nelle scuole come faccio adesso, e continuerò di sicuro a studiare, a fare corsi, perché è un lavoro per cui non si finisce mai di imparare, ci sono sempre metodi nuovi, nuove canzoni. E poi una cosa che a me piace fare, che avete provato anche voi sulla vostra pelle, è il fatto di scrivere canzoni per i miei bambini, quindi spero di continuare a fare anche con me.